abbiamo chiesto delle posizioni di sindaci anche su Treviso, per cui la trattativa è tuttora aperta e per alcuni comuni è passata ai coordinatori regionali e al mio amico senatore Luca De Carlo, che sta gestendo la partita dei comuni sopra i 15.000 abitanti, ma noi non ci preoccupiamo degli spazi che ci lasciano gli altri, sinceramente. Noi ci preoccupiamo degli spazi che siamo in grado di prenderci grazie al consenso dei cittadini. Fratelli coltelli o forse no? Certo è che, come è stato evidente ieri sera a Ring, Fratelli d'Italia insieme alla Lega da sempre nella grande coalizione del centrodestra inizia a dimostrare una certa insofferenza sul ruolo che l'alleato vorrebbe avesse nelle prossime amministrative. Non ci sono infatti ad oggi candidati espressione di Fratelli d'Italia, partito rappresentato a Roma dal veneto Luca De Carlo e che di fatto oggi è l'unica opposizione al governo di Mario Draghi. La Lega infatti continua a volere sul territorio i suoi nomi anche per contenere, per così dire, l'ascesa di Fratelli d'Italia. Noi abbiamo chiesto il candidato sindaco di Montebelluna, non glielo nascondo. Le trattative sono già sul tavolo nazionale di Giorgia Meloni. La Lega guadagnerà voti nei sondaggi con la ripresa post pandemia, ne è convinto invece il sindaco Mario Conte. Credo che l'exploit di Fratelli d'Italia è destinato anche a terminare da un punto o appiattirsi. Che aggiunge smarcandosi è una partita delle segreterie, insomma partita aperta, ma la trattativa si preannuncia intricata, soprattutto se il fenomeno Giorgia Meloni dovesse confermare un risultato al di sopra delle aspettative degli stessi iscritti.